essere. Infrastrutture e controlli, il punto della situazione del governatore Zaia. Abbiamo stanziato già 15 milioni in tempi non sospetti prima del disastro di Genova, ma serve un piano nazionale. Appello per il ponte di Vidor. Rientrata la squadra di ricerca dei Vigili del Fuoco intervenuta a Genova, sono stati proprio loro a recuperare l'auto della famiglia di Novara morta nel crollo del viadotto. Pedemontana, a fine mese il ministro dell'Interno Salvini a Palazzo Balbi per firmare il protocollo di sicurezza contro le infiltrazioni mafiose nei cantieri dopo le frenate del Movimento 5 Stelle e una presenza di peso che dà un'accelerata all'opera. Raffica di furti e spaccate nei locali più chic del centro di Padova, stanotte nel mirino il caffè Pedrocchi, in quest'ore aumenta le pattuglie. A Santa Lucia di Piave, il raid dei ladri nell'abitazione di un'anziana morta qualche giorno fa, la rabbia del sindaco, un atto vile, lancia un appello ai cittadini, segnalate tutti, anche in comune. Linea dura a Malo contro la presenza delle carovane di nomadi, dai blocchi di cemento alla carattrezzi per impedire loro di bivaccare. Altri tuffi selvaggi del ponte di Rialto, questa volta presi e multati i cuochi di bordo di una nave, ma l'assessore al turismo rassicura la campagna dell'amministrazione sta funzionando. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari, lo avete dunque sentito dai titoli, in primo piano il tema infrastrutture, dopo la provincia anche la regione pone in testa alle priorità il ponte di Vidor, a cui servirebbe un investimento nazionale di almeno 40 milioni. Sentiamo. Infrastrutture, mentre il Ministero chiede agli enti locali un monitoraggio urgente di ponti e viadotti, il Presidente della Regione Luca Zaia richiama l'attenzione del Governo sul ponte di Vidor, uno dei 4 attraversamenti del Piave nella Marca trevigiana. Ci preoccupa perché è un'infrastruttura che è un'infrastruttura simbolo identitaria, perché va messa a norma, va salvaguardato e perché penso che in questo progetto nazionale di opere e questo piano Marshall non ci possa non essere il ponte di Vidor. Infrastruttura strategica che necessita di manutenzione se non di un completo rifacimento e che merita un investimento nazionale, dice il governatore, dell'ordine di 35-40 milioni di euro. 15 quelli che la Regione ha stanziato per la messa a norma delle opere di propria competenza, muovendosi in tempi non sospetti, sottolinea Zaia, ben prima della tragedia del Ponte Morandi. Secondo il monitoraggio effettuato da Veneto Strade, la situazione nella nostra regione è sotto controllo. Zaia lo specifica per rassicurare i tanti cittadini che scrivono email e mandano foto. E poi parla anche della bufera che ha investito la famiglia Benetton. Io penso che sicuramente nelle prime ore, nei primi giorni sia stata mal gestita, nel senso che una presa di posizione ci voleva da subito. Personalmente avrei quantomeno convocato subito i vertici di tutte le società e fatto subito un punto della situazione, ma questa è una visione di operatività che non compete a me. Dall'altro dico anche che è bene oggi chiarire fino in fondo, nel rispetto delle 43 vittime, anche per dar giustizia, le responsabilità. Bisogna chiarire le responsabilità, fare in modo che siano certe le responsabilità e chi ha sbagliato deve pagare. Presidente che rilancia l'ipotesi della holding autostradale del Nord-Est e boccia quella della nazionalizzazione. Non mi entusiasma questa partita, dico anche che se qualcuno mai decidesse di farla, con le regole di oggi sarebbe un suicidio, perché il pubblico non può essere efficiente con le regole di oggi. Se si pensa di nazionalizzare sul serio bisogna cambiare le regole, perché con le regole di oggi è più efficiente il privato del pubblico. Rientrata a Treviso, la squadra ricerche dei Vigili del Fuoco intervenuta a Genova, sono stati proprio i vigili trevigiani a recuperare sabato l'auto della famiglia di Novara morta nel crollo del viadotto. Sono partiti con la colonna mobile dei Vigili del Fuoco che ha lasciato Mestre sabato all'alba, direzione Genova, per cercare le ultime vittime del disastro di Ponte Morandi. Sono stati loro, i 4 vigili trevigiani della squadra ricerche, a recuperare l'auto su cui viaggiava un'intera famiglia, papà, mamma e figlioletta di 9 anni. Gli ultimi estratti in ordine di tempo da quell'inferno di cemento e acciaio insieme a un operaio della nettezza urbana. Uno scenario difficile che ha fatto seguito fra l'altro allo scenario di Bologna, dell'esplosione di Bologna, quindi siamo stati chiamati ad intervenire qui da Treviso nei giorni scorsi a Bologna e poi qui a Genova.
su due scenari completamente diversi tra di loro, ma entrambi molto complicati. Uno scenario inedito per dimensioni del crollo, grandezza dei blocchi di cemento da spostare, cemento particolarmente compatto, in cui gli stessi pompieri dovevano fare attenzione a non ferirsi a loro volta. Abbiamo avuto cantieri con 400 persone, 400 colleghi che si sono avvicendati in fasi da 400, 300, 200 e con questi numeri non abbiamo avuto fortunatamente nessun ferito tra di noi. Noi siamo arrivati che l'emergenza ancora non era finita, c'erano ancora delle persone da dover recuperare, quindi siamo stati indirizzati sui siti nei quali si presumeva che queste persone fossero. Dopo 4 giorni non c'era speranza di trovare altri sopravvissuti. Il recupero di genitori e bambina è stato impegnativo anche sotto l'aspetto emotivo. Poco importa se si fa questo lavoro da quasi 30 anni. Con il passare del tempo siamo più consapevoli di quello che facciamo, però i nostri interventi non sono tutti uguali, gli scenari non sono tutti uguali, però l'emotività è sempre la stessa, è sempre tanta. Vigili del fuoco tornati a essere ancora una volta degli eroi nazionali in questa emergenza, con striscioni di ringraziamento, post su Facebook e lunghi applausi ai funerali di Stato. Ci fa sempre piacere, però ci dispiace che questo piacere venga solo in questi momenti. Posso solo dire questo. A Genova nulla sarà più come prima e non lo sarà neppure per chi porterà con sé quell'esperienza professionale e umana. Vorrei ringraziare tutta la squadra, tutte le squadre, tutti i componenti solo per l'umanità e la professionalità che hanno dimostrato nel trattare proprio i resti umani che abbiamo rinvenuto. Restiamo in tema di infrastrutture perché oggi il governatore Zaia ha parlato anche dell'atteso arrivo a fine mese del ministro dell'Interno Salvini a Venezia per firmare il protocollo di sicurezza contro le infiltrazioni mafiose. Dopo le frenate del Movimento 5 Stelle, una presenza di peso che dà un'accelerata all'opera. L'occasione è una firma, cioè da rinnovare il protocollo di legalità contro le infiltrazioni mafiose nei cantieri della Pedemontana Veneta. E per questo serve il ministro dell'Interno. Lo fece per la prima volta l'allora titolare del Viminale, Roberto Maroni. Lo rifarà il suo attuale predecessore, Matteo Salvini, ma questa volta la presenza del governo a Venezia, Palazzo Balbi, il 30 agosto prossimo, si carica di nuovi significati. Perché se l'esecutivo giallo-verde nella sua parte pentastellata aveva tirato il freno a mano sull'opera, vedi le parole del ministro Toninelli, la firma di Salvini sembra invece un'accelerata e non di poco conto, una carta politica di peso. Il cantiere sta andando avanti alle sue tempistiche e cronoprogrammi che sono definiti. Certo è che accelera ovviamente tutto quello che sono i controlli ai quali noi non ci siamo mai sottratti, abbiamo sempre coinvolto le istituzioni dello Stato e questo deve essere chiaro a tutti. I fatti di Genova inoltre impongono la massima sicurezza per il futuro. Così, dai vertici regionali che si occupano del progetto, è arrivato un ulteriore giro di vite su quali saranno i meccanismi di controllo e manutenzione della futura Pedemontana e dei suoi 95 km, di cui 50 in trincea, 27 sul piano rilevato, 7 in gallerie naturali e 9 in gallerie artificiali. Un tema, quello del no alle grandi opere, sul quale Zaia bacchetta il Movimento 5 Stelle, legandosi anche alle polemiche post-Genova. Oggi sono spariti i no Gronda, io vorrei che invece andaste a intervistare i no Gronda, coloro che comunque si opponevano quantomeno indirettamente a un'opera che avrebbe sgravato se non eliminato il tema di questo grande viadotto. Ma quante sono le opere che hanno un no e poi si sono rivelate funzionali? Pensate che il passante di Mestre, non l'ho realizzato io, quindi poi è un'opera non mia. Quanta opposizione ha avuto il passante di Mestre? Però i morti sono calati. Quante tangenziali? Io ho realizzato 450 rotatorie da Presidente della provincia. La mia provincia era la prima per mortalità in Italia, con quasi 200 morti all'anno, oggi ne fa una trentina, sono ancora tanti. Bene, ogni rotatoria ha avuto un comitato contro. Questo sarà un bel banco di prova anche per i 5 Stelle per capire da che parte stare. O si sta dalla parte delle opere, di quello che è sostenibile, ma se partiamo sempre dal presupposto che se c'è un'opera c'è un ladro, in Italia non si fa più nulla. Siamo alla cronaca, raffica di furti e spaccate nei locali più chic del centro di Padova. Questa notte l'infiltrazione è venuta al famoso caffè Pedrocchi, le questore aumenta le pattuglie in campo.
È un lungo e puntuale bollettino. Oramai quotidianamente si fa il punto sui furti, i tentativi o le spaccate in centro. Nel mirino dei soliti ignoti, ultimamente i locali più chic del cuore di Padova. Padova deve dire basta. Dopo i colpi nella sciccosa via San Fermo e nella nobile Galleria Borromeo, questa volta a meta della scorribanda notturna è stato il famoso caffè Pedrocchi, simbolo della Padova da bere. 2 le vetrine in frantumi. Il ladro in solitaria, come già presumono gli investigatori, ha scassinato la porta d'ingresso e si è diretto alla cassa, dalla quale ha asportato una cassettina più piccola che però era, purtroppo per lui, completamente vuota. Ad accorgersi del tentato furto al Pedrocchino è stato l'addetto alle pulizie, arrivato al locale verso le 7 del mattino. La polizia scientifica ha fatto il sopralluogo nel locale e gli agenti passeranno al setaccio le telecamere dei negozi vicini, visto che il caffè non ne ha di proprie. Potranno essere utili invece le immagini immortalate dal circuito presente all'interno del caffè Pasticceria Baessato. Siamo in un altro dei salotti buoni della città, tra le lussuose boutique di via San Fermo. Qui i ladri hanno arraffato il fondo cassa e il denaro dei portafogli adottati dal personale e alla fine hanno brindato con dell'ottimo champagne, parte del bottino della scorribanda. La banda ha agito indisturbata tra domenica e lunedì, tra le 4 e le 6 del mattino. Ha prima tentato l'ingresso dalla Galleria Europa, poi con un piede di porco è riuscita a scassinare la porta d'ingresso. Quando succede una spaccata di questo tipo mette in ginocchio un'attività commerciale. Il presidente dei commercianti chiede controlli e certezza della pena. Inaccettabile la situazione. Io chiederò alle istituzioni di convocare un tavolo al ritorno dalle vacanze, un tavolo subito di confronto. Intanto il questore ha predisposto un rafforzamento dell'attività con un aumento delle pattuglie notturne in città. Ci spostiamo nel Trevigiano, raffiche di furti anche nella zona di Santa Lucia di Piave, nel mirino dei ladri anche la casa di un'anziana morta qualche giorno fa, atto vile, dice il sindaco Riccardo Sumsky, chi delinque dice deve pagare. Raid di furti nelle abitazioni. A Santa Lucia di Piave diversi colpi messi a segno. Il sindaco: chi commette dei reati deve pagare. Una volta presi vanno lasciati in carcere, se stranieri rimandati a casa loro. La rabbia del primo cittadino di fronte ad un fenomeno che assolutamente dice non è in calo. L'ultimo in ordine di tempo a casa di un'anziana signora venuta a mancare qualche giorno fa. I ladri hanno fatto irruzione portandosi via diversi oggetti da casa e l'auto. Nonostante sia agosto, pensavo ci fossero le ferie per tutti, mi sono stati segnalati in queste ultime settimane dei furti in casa con sottrazione di preziosi, ma eseguiti con persone che sapevano qualcosa perché hanno lasciato la bigiotteria, e anche un furto abbastanza brutto, nel senso che indegno, in una casa in cui recentemente era scomparsa una persona anziana e quindi hanno rubato una macchina. Si tratta di una Peugeot 206 Plus rossa con targa EC641PE. L'appello dei familiari: chiunque vedesse questa macchina si rivolga subito alle forze dell'ordine. I ladri hanno rubato all'interno dell'abitazione a pochi giorni dal funerale dell'81enne. Un atto, se possibile, ancor più vile. Persone senza scrupoli che prendono di mira abitazioni non solo isolate ma anche casetta schiera. Sconfortato il primo cittadino di Santa Lucia di Piave, gli organici delle forze dell'ordine sono quelli che sono. Poi aggiungiamoci un'altra cosa, che tanto questi, se vengono presi, non rischiano assolutamente nulla in Italia, lo sanno benissimo, se ne fregano, prendono in giro le forze dell'ordine, prendono in giro per i cittadini, e chi ha il potere e il dovere di cambiare le regole prende in giro noi cittadini, perché sono anni che se ne parla, ma non mi pare che ci sia una maggior severità. Pene più severe, aggiunge, non solo. Se viene preso, quelle volte che viene preso, debba scontare una pena o debba essere, se non è di questi luoghi, rispedito a casa sua, ma non in prima classe, a calci nel sedere. Poi l'appello ai cittadini di stare attenti, di essere prudenti, di non aprire a persone che non si conoscono. Segnalare al sindaco, in questo caso hanno il sindaco insomma, che può essere raggiunto molto facilmente, perché facendo il medico un numero di telefono che hanno tutti, e segnalarlo anche alle forze di polizia, ma prima chiamate che magari facciamo un salto noi a vedere se c'è qualcuno che c'è in giro che vi sembra strano, senza fare la caccia alle streghe. Era scattato l'allarme a Padova per una rapina in pieno giorno commessa in un distributore della zona industriale. Le indagini della polizia hanno permesso di scoprire che era tutto inventato.
Sono bastate poche ore agli agenti della squadra mobile di Padova per capire che la rapina commessa in un distributore della zona industriale nella mattinata di lunedì era tutta un'invenzione. A denunciarlo un quarantenne che aveva detto di essere stato minacciato con un coltello da 2 persone arrivate in moto, il volto coperto dai caschi integrali. Un bottino ingente, l'incasso dei distributori automatici di almeno 4 giorni, circa 10.000 euro. Le indagini della polizia, una volta lanciato l'allarme, sono scattate subito. In poche ore il giallo si è risolto, l'uomo si era inventato tutto, recuperati i contanti, adesso potrebbe scattare la denuncia per simulazione di reato. Ancora cronaca, linea dura a Malo contro la presenza delle carovane di nomadi, dai blocchi di cemento al carro attrezzi per impedire loro di bivaccare. Sentiamo. Se c'è un regolamento lo devono rispettare anche loro, visto che sono cittadini italiani, e quindi non c'è niente di male che rispettare la legge come lo facciamo noi. L'assessore alla sicurezza di Malo è perentorio, la legge vale per tutti, tanto più per le carovane di nomadi, 25 quelle che tra sabato e domenica hanno cercato di fermarsi in zona industriale di Moline di Malo. E lui, l'assessore, è arrivato a dar manforte ai vigili urbani e carabinieri in sella, a bordo del suo carro attrezzi. Vengo fuori col carro attrezzi, se non c'è niente di male, che a parte che è il mio lavoro, intervengo sia per gli incidenti che per rimozioni, non c'è niente di male che andare a intimare le persone e a far rispettare la legge. Queste persone non rispettano, non vogliono rispettare la legge, proprio non hanno intenzione a rispettarla, e quindi ci vogliono anche le maniere e forze per impedirlo. Una lotta, quella contro il parcheggio selvaggio dei camper, dei nomadi, che dura da tempo in zona. I blocchi di cemento davanti a questo parcheggio ne sono la dimostrazione e i cittadini sono le prime sentinelle che segnalano la loro presenza, ma fatta la norma ha trovato il modo di aggirarla. La legge parla infatti di 48 ore di sosta e su questo l'assessore, che è anche segretario cittadino della Lega Nord, punta il dito e ha le idee chiare. Sosta e sosta, non è campeggio, non mi devono tirar fuori lo sdraietto, la seggiolina, tirarmi fuori stand di abiti e cominciare a cucinare fuori. Con i primi di settembre penso di scrivere anche alle autorità superiori per provvedere a modificare questa legge, perché comunque a mio avviso è una legge che impedisce alle autorità locali di far rimuovere, perché comunque c'è un contrasto. Sono 105 finora i casi confermati di infezione nell'uomo del virus West Nile, di questi 34 si sono evoluti nella forma neuroinvasiva, con 5 decessi, tutti avvenuti in persone anziane o con gravi patologie pregresse. Lo evidenzia il quinto bollettino diffuso oggi dalla Direzione Prevenzione della Regione del Veneto. Siamo di fronte ad una situazione impegnativa ma che non deve destare allarme, sottolinea l'assessore alla sanità Luca Coletto, con un centinaio di casi confermati su una popolazione di circa 5 milioni di abitanti. Gli scienziati fanno notare che si tratta in realtà di un virus dalle conseguenze limitate, tanto da essere asintomatico nell'80% dei casi e solo in meno dell'1% capace di evolvere nelle forme neuroinvasive. Dal punto di vista statistico, la provincia con più casi è Padova, 43 totali, seguita da Rovigo 24, Verona 17, Venezia 15, Treviso 3 e Vicenza 3. Sul piano del lavoro in atto, Coletto ha spiegato che si sta continuando con la disinfestazione straordinaria, soprattutto nelle aree a maggior concentrazione di persone, in stretta collaborazione tra le ULSS e i comuni, mentre nei pronto soccorsi e negli ospedali riusciamo ad avere diagnosi precise, tempestive e cure efficaci. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, rimanete con noi. Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione regionale dei nostri notiziari. Parliamo di evasione fiscale, prima condanna definitiva per l'ex patron della NES, Luigi Compiano, con lo Stato che per coprire l'ammanco ha confiscato un vero e proprio tesoretto. Sentiamo. Beni per 17 milioni di euro confiscati a Luigi Compiano, condannato in via definitiva a 2 anni e 4 mesi di reclusione per non aver versato l'IVA tra il 2011 e il 2012 e ritenute fiscali tra il 2012 e il 2013. La Cassazione ha confermato la colpevolezza dell'ex rappresentante legale della Nord-East Service, rigettando il ricorso presentato in ultimo grado di giudizio dal suo difensore, l'avvocato trevigiano Piero Barolo. Un'evasione fiscale da milioni di euro per coprire la quale
lo Stato ha confiscato ben 17 milioni provento della vendita delle auto che facevano parte dell'impressionante collezione di Compiano. All'asta erano andate 434 vetture, 159 moto e 58 barche. A carico dell'ex patron della NES sono in corso altri 4 procedimenti legati al crack della società di sorveglianza privata. In quello principale l'ex imprenditore è pronto ad andare a giudizio per cercare di provare in aula la sua innocenza. Per gli altri 3 in cui è accusato di bancarotta fraudolenta ha scelto il rito abbreviato. Ed ora torniamo a parlare della segnalazione di un 21enne italiano ma originario dell'Africa occidentale che non è stato fatto entrare in 2 discoteche nel Trevigiano e nel Veneziano perché di colore. Oggi la difesa del sindacato locali da ballo che respinge ogni accusa. Se non è stato fatto entrare ci sarà un motivo. Il servizio. E dopo un po' mi fanno: tu stasera non puoi entrare. Naturalmente la prima domanda che gli fai è perché, e gliel'ho chiesta. Loro la prima si sono voltati dall'altra parte e non mi hanno risposto, non mi hanno dato risposta. La seconda è stata perché stasera gli stranieri non possono entrare. Questo signore, non so chi sia, il motivo per cui sta protestando vuol dire che qualcosa ha combinato e bisogna esaminare. Respinge ogni accusa Renzo Venerandi, rappresentante del sindacato locali da ballo. Non vuole sentire parlare di intolleranza e ancora meno di razzismo. Ma scherza? Non abbiamo nessun interesse e nessun problema perché allora pian piano i nostri locali con solo italiani sarà difficile che vadano avanti, insomma. La vicenda era venuta alla luce dopo la segnalazione di un giovane 21enne che si era visto negare l'entrata in 2 discoteche, una nel Trevigiano e l'altra nel litorale veneziano, senza nessun motivo. Anzi, ai nostri microfoni aveva detto di essere stato fermato solo lui, mentre gli amici, tutti italiani, erano stati fatti entrare. La risposta di Venerandi è chiara. Noi non abbiamo nessun problema a far entrare gente extracomunitari, colore bianco o colore giallo o colore nero. Noi quello che è importante per noi è che la gente si comporti bene e che abbiano anche un atteggiamento e un abbigliamento adeguato. Tra l'altro tiene a precisare Venerandi: abbiamo firmato un protocollo con l'ex ministro dell'Interno in cui se ci sono delle persone indesiderate per motivi che hanno fatto qualsiasi tipo di mancanza nel locale, possiamo lasciarli fuori. Non dobbiamo chiedere permesso e non siamo obbligati a farli entrare per nessun motivo. Altri tuffi selvaggi dal ponte di Rialto, questa volta sono stati presi e multati. L'assessore al turismo, la campagna dell'amministrazione sta funzionando. Nella notte tra domenica e lunedì verso le 2 le pattuglie di polizia locale e della questura in servizio di navigazione nei canali del centro storico sono intervenute in zona Rialto dopo che una cittadina aveva segnalato 2 persone tuffarsi dal ponte. Intervenuti sul posto gli agenti li hanno intercettati mentre risalivano dal Canal Grande dopo una nuotata verso la riva lato San Marco. Sembra quasi una sfida, no? Però quello che ci conforta è che adesso le persone chiamano i vigili e che sono state elevate più di una contravvenzione quest'estate per quanto riguarda i tuffi selvaggi. Noi proseguiamo nella sensibilizzazione. La visione delle telecamere di videosorveglianza della sala operativa della polizia locale ha permesso di accertare che i 2, un guatemalteco di 26 anni e un sudafricano di 28, si erano tuffati per ben 3 volte. I 2 uomini sono stati poi identificati come dipendenti di una nave battente bandiera delle Bahamas, dove lavorano come cuochi di bordo. È scattata la denuncia, in particolare segnalato il pericolo per la navigazione cagionato dai tuffi. Per i 2 anche una sanzione amministrativa di 450 euro a testa. Con l'approvazione del nuovo regolamento di polizia e sicurezza urbana, ora in discussione alla commissione consigliare, fatti salvi i risvolti penali, tali azioni saranno punite con daspo immediato. Rispetto agli anni scorsi sono state elevate molte più contravvenzioni, questo è un lavoro che non si svolge in un anno, in un mese, ma si svolge in più anni. Noi siamo impegnati chiaramente sempre a rilanciare la campagna. Io credo che l'istituzione dei varchi abbia portato anche a una regolamentazione maggiore anche a livello di deterrenza per non arrivare tutti nei giorni di tempo incerto e quindi
quindi io sono sempre moderatamente soddisfatta, però è chiaro che non ci fermiamo e sappiamo che dobbiamo fare di più. Ed ora parliamo di Miss, perché è stata eletta Miss Veneto. Si tratta di una padovana, Diletta Sperotto, 19 anni. Rimane nel padovano la corona di Miss Veneto. La vincitrice del titolo più ambito è Diletta Sperotto, 19 anni, di Gran Torto, diplomata in relazioni internazionali. La fascia di Miss Cinema Veneto è andata invece a Giulia Zancato, 18enne veneziana di Fossò, diplomata in amministrazione, finanza e marketing. Entrambe sono state elette alla finale regionale di Jesolo. Per il 9º anno consecutivo, infatti, la finalissima di Miss Veneto è andata in scena in piazza Aurora. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Bella giornata di sole, ma sempre con qualche pioggia sui monti. Nel dettaglio, sul Veneto sarà ampiamente soleggiato ovunque al mattino, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Col passare delle ore tempo via via più instabile sui settori alpini, con qualche breve acquazzone di calore. Temperature minime tra 20 e 23 gradi, massime oscillanti invece tra 30 e 35 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione il tempo sarà asciutto e stabile, con ampio soleggiamento su tutti i settori in questa giornata. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Temperature minime tra 21 e 22 gradi, massime comprese invece tra 32 e 35 gradi circa. Infine, uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Sarà una bellissima giornata all'insegna del bel tempo, con ampio soleggiamento su tutti i settori, salvo per isolati acquazzoni, specie al pomeriggio, possibili sui settori meridionali della nostra regione. Temperature minime tra 17 e 18 gradi, valori massimi compresi invece tra 30 e 33 gradi. Per ora dal meteo è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.